Ricevimento delle rappresentanze dei gruppi partecipanti al 73° Mandorlo in Fiore di Agrigento stamani in prefettura, con il classico scambio dei doni. Ad accoglierli le autorità agrigentine, con in testa il neoprefetto Dario Caputo alla sua prima festa. A fare gli onori di casa anche il sindaco di Agrigento Firetto, il direttore del Parco Parello e il commissario straordinario del Parco Volpe. Durante la cerimonia anche il ricordo del componente del gruppo Bergla Folklorique de l'Antre Sambre Musée, che ha perso la vita durante la fiaccolata, per cui è stato anche sospeso lo spettacolo al Palacongressi di Elio e Roberto Prosseda. Per me è un grande onore ospitare nella sede della prefettura i gruppi che vengono da ogni parte del mondo per celebrare il Mandorlo in Fiore. Come ho avuto occasione di dire in precedenza, mi sembra che l'organizzazione complessiva di questa festa sia perfetta e mi pare che stiamo lavorando molto bene per far godere ai cittadini di Agrigento questa bellissima ricorrenza. Quest'anno si potrà votare direttamente, la novità è che il pubblico che vede lo spettacolo può votare direttamente, quindi anche lei può dare il suo giudizio. Sì, io ovviamente darò il mio giudizio, che è già molto elevato e lusinghiero per la qualità che ho potuto apprezzare già in queste prime giornate. Non so se, in quanto non ancora cittadino agrigentino, sono titolato a farlo, però va bene. Entra nel clou con il ricevimento all'autorità, al prefetto dei gruppi, una manifestazione giunta al 73° appuntamento, anche se c'è stato un evento funesto, ma ciò non toglie che la festa va avanti. A me ha colpito molto quello che stanotte ci ha detto il gruppo del Belgio, e in particolare poi i due nipoti della persona defunta, del ballerino defunto, cioè il modo migliore per onorare il nostro congiunto è nella gioia e nella festa, perché questo lui avrebbe voluto. E questo Mandorlo in Fiore è dedicato proprio a lui, a Jean-Marc, che così prematuramente ha perso la vita proprio sfilando in occasione della fiaccolata dell'amicizia. Mandorlo in Fiore per un verso funestato, per un verso invece racconta di come sia lievitata dal 2015 ad oggi questa manifestazione, l'attenzione che c'è fuori dallo stretto di Messina, ed è una manifestazione che sarà sempre di più un'occasione di promozione del territorio, un'occasione di promozione non solo di Agrigento ma più in generale della Sicilia. Entra nel vivo la manifestazione, che è già iniziata con tanti appuntamenti, il Festival dei Bambini del Mondo, la Valle dei Templi, insomma un cartellone nutrito che sta andando bene. Ieri c'è stato un episodio spiacevole, noi siamo vicini, abbiamo espresso le nostre condoglianze al gruppo del Belgio. E loro hanno manifestato comunque la volontà di voler proseguire per rispetto sia alla manifestazione ma sia anche al defunto, perché Jean-Marc Bodart era uno tenace, ci raccontavano, quindi lui avrebbe preferito che si continuasse, e questa è la loro volontà, noi siamo rispettosi e l'apprezziamo naturalmente. E sì, oggi è un altro passo, diciamo un appuntamento istituzionale in cui il signor prefetto saluterà i gruppi che vengono da tutte le parti del mondo. Una bella occasione, sicuramente ci sarà un minimo, diciamo, il dovuto ricordo di questa persona, e quindi poi proseguiamo normalmente, anche come dicevo con il consenso, anzi con la volontà esplicita del gruppo di proseguire. Per dare appuntamento tutti a domenica alla Valle, no? Sì, intanto c'è venerdì e sabato i tradizionali appuntamenti che quest'anno avranno un valore in più, che è quello che consentiremo al pubblico di scegliere a chi dare il Tempio d'Oro, e poi le manifestazioni, la sfilata domenicale e lo spettacolo conclusivo davanti al Tempio della Concordia.